Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Guardia di Finanza di Palmi ha concluso un'attività amministrativo-contabile nel settore della spesa sanitaria. Segnalate alla Corte dei Conti di Catanzaro 8 persone tra operatori sanitari, funzionari e amministratori pubblici e un danno economico di oltre 600.000 euro alle casse dell'ex ASL numero 10 di Palmi, oggi confluita nell'ASP numero 5 di Reggio Calabria. Le indagini hanno permesso di riscontrare, oltre a vicende penalmente rilevanti, anche il mancato utilizzo di 2 innovativi sistemi per la diagnostica che consentirebbero un rilevante abbattimento dei costi gestionali. Una donna di 70 anni, Rosaria Gallo, è morta ieri sera al Sant'Anna Hospital di Catanzaro ed i familiari hanno deciso di presentare da subito una denuncia ai carabinieri per accertare le cause del decesso. La donna, ha riferito un nipote, ieri pomeriggio si è recata nell'ospedale per sottoporsi ad una TAC disposta per accertare una sospetta ischemia, durante la quale è deceduta. I medici non hanno saputo spiegare cosa è successo, ipotizzando un edema polmonare. Giuseppe Scopelliti si insedia ufficialmente oggi alla guida della Regione Calabria. Proprio ieri è arrivata per il neogovernatore la richiesta di 8 mesi di reclusione da parte del PM Sara Ombra della Procura di Reggio Calabria nell'ambito del processo Longhi-Bovetto sulla bonifica della zona nord della città dello Stretto. Stessa pena richiesta per il consigliere regionale appena eletto Antonio Caridi e per il dirigente comunale di Reggio Calabria Igor Paonni. L'accusa per tutti è di omissione di atti d'ufficio. Inizia oggi il processo per la strage di Duisburg davanti alla Corte d'Assise di Locri. L'unico imputato è Giovanni Strangio, 31enne difeso da Antonio Russo e Carlo Taormina. L'accusa invece è sostenuta dai magistrati della Procura della DDA di Reggio Calabria, guidata da Pignatone e Gratteri. Strangio deve rispondere dell'accusa di aver partecipato all'omicidio di 6 giovani il 15 agosto 2007 a Duisburg davanti al ristorante da Bruno. A seguire il processo anche la trasmissione Rai Un giorno in pretura. Momenti di tensione questa mattina all'interno del centro di salute mentale di Cosenza a causa di un paziente di etnia rom che ha minacciato i dipendenti e le dottoresse all'interno della struttura, mettendo a soqquadro gli ambulatori medici. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cosenza e agenti della polizia municipale che hanno riportato alla normalità la situazione. L'ira dell'uomo era probabilmente dovuta all'insoddisfazione dei risultati ottenuti con la cura medica prescrittagli. Il presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro Giovanni Grimaldi e il prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta hanno firmato ieri un protocollo di legalità per rendere più stringenti i controlli preventivi ed evitare e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'azione amministrativa e negli appalti pubblici all'interno dello scalo calabrese. L'obiettivo è garantire maggiore legalità e trasparenza e assicurare lo svolgimento delle attività imprenditoriali secondo le regole di libera concorrenza. Chiostri Inchiostro, una mostra fotografica sui luoghi della città e della provincia di Cosenza, esposta in uno degli stessi monumenti storici raccontati, il chiostro di San Domenico. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina dal sindaco Salvatore Perugini e dal sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici della città di Cosenza, Catanzaro e Crotone Giuseppe Stolfi. La mostra sarà inaugurata il 16 aprile e resterà aperta fino al 25 aprile prossimo, periodo coincidente con la 12ª settimana culturale che si celebra a livello nazionale. Un sorriso per la Lilt è questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla sezione provinciale di Crotone della Lega Italiana Prevenzione dei Tumori. La compagnia teatrale di Isola Caporizzuto, Il Sorriso, si esibirà il 23 aprile alle 21 al Teatro Apollo con un classico della commedia musicale italiana, Aggiungi un posto a tavola. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Lilt per l'acquisto di macchinari dei suoi ambulatori. I biglietti saranno venduti a 5 euro presso la segreteria della stessa associazione. Bottino pieno nel 35esimo turno del campionato cadetto per le nostre squadre che conquistano 6 punti su 6. Sulle ali del vento il Crotone che all'uscita infila un poker al Modena, assegno Galardo, ginestra sul rigore e doppio Gabbionetta. La squadra di Lerda con questa vittoria vola a 50 punti in classifica e ora può sognare in grande. La Regina fa l'impresa al Braglia battendo 1-0 il Sassuolo, match winner Brienza che a 2 minuti dal termine regala la terza vittoria di fila esterna agli Amaranto. Crotone e Regina si sfideranno lunedì prossimo al Granillo nel derby, fischio d'inizio alle 21.